Canzian, ricoverato in terapia intensiva al Cafoncello, ha rischiato la setticemia per una grave infezione. Il peggio è passato, mi sto riprendendo, ha detto l'ex bassista dei Puma, ci vorrà del tempo. Code e lunghe attese ai Covid Point, la situazione non migliora malgrado il potenziamento delle linee. Il direttore generale dell'URSS Benazzi annuncia da mercoledì tamponi solo su prenotazione. Altri 2.500 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, i trevigiani attualmente positivi sono oltre 45.000. L'azienda sanitaria accelera sui vaccini ai bimbi, open day ogni fine settimana. Scuole in difficoltà, tra insegnanti contagiati, in quarantena, sospesi e supplenti introvabili per diverse classi. Il ricorso alla DAD sarà inevitabile a prescindere dai contagi. Green Pass per accedere ai negozi, obbligatorio dal 1° febbraio. In attesa del dettaglio delle attività abbiamo sentito l'opinione dei trevigiani che si dicono d'accordo. Liti e assembramenti di ragazzi alla stazione delle Corriere per monitorare costantemente la situazione. Il comune di Treviso installerà nuovi occhi elettronici all'interno dell'area. A Roncade stamane la messa celebrata dal vescovo Tomasi per l'inizio del tesseramento annuale delle ACLI, il cui ruolo durante la pandemia ha assunto un'importanza ancora maggiore nelle varie comunità. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, c'è preoccupazione per le condizioni di salute di Red Canzian, ricoverato in rianimazione all'ospedale Cafoncello di Treviso per una grave infezione. Il peggio è passato, ci ha detto poco fa al telefono, mi sto riprendendo ma ci vorrà del tempo. Intanto sono tanti i messaggi di affetto dei trevigiani per l'artista. Red Canzian è ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso per un'infezione. A darne notizia è stato lo stesso ex bassista dei Pooh con un audiomessaggio diffuso ieri sera al Teatro Metropolitano Astra di San Donà, dove è andata in scena l'anteprima del suo Casanova opera pop, il musical al quale l'artista lavora da anni. Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì questa sera a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato 3 anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. Queste le parole pronunciate da Red Canzian con un filo di voce e diffuse in sala per spiegare ai presenti l'assenza e rassicurare i tantissimi fan che lo seguono e lo stanno seguendo in questa nuova avventura teatrale che debutterà per la prima al Teatro Malibran di Venezia il 21 gennaio, già sold out come per le 2 repliche successive. Non si sa ancora se per quella data l'artista sarà stato dimesso dall'ospedale e potrà partecipare. Contattato da noi al telefono, Red Canzian ha risposto con la cordialità e cortesia di sempre e con flebile voce ha preferito affidarci un messaggio da diffondere a tutti coloro che in queste ore sono preoccupati per lui. Il peggio è passato, mi sto riprendendo, ma ci vuole tempo, ha detto. Vi ringrazio davvero tutti di cuore. Ed ora che si è diffusa la notizia del suo ricovero sono in tanti a fare il tifo per lui e ad augurargli di riprendersi presto. Tra i primi il sindaco di Treviso. Forza Red, Treviso è con te, riprenditi presto. Il post che Mario Conte ha pubblicato sulla sua pagina Facebook a commento della notizia del ricovero, ed in molti lo stanno rilanciando a dimostrazione del grandissimo affetto che i trevigiani nutrono per l'artista. E poco fa anche il messaggio del presidente della regione Zaia, Forza Red, riprenditi in fretta, ti aspettiamo per festeggiare con Casanova Opera Pop perché il tuo posto è lì, nel cuore della musica e della gente. Con queste parole Zaia rivolge i suoi più affettuosi auguri di pronta guarigione a Red Canzian. Ti aspettiamo a braccia aperte, dice il governatore, a deliziare la gente con la tua arte, con il tuo essere una bella persona, oltre che alla tua straordinaria bravura. Il Covid, ora stop ai tamponi ad accesso libero. Da mercoledì per fare il tampone sarà necessaria la prenotazione. La decisione dell'ULSS 2 arriva dopo giornate di code lunghissime ai Covid Point. Intanto sul fronte vaccini, dopo il successo dei Vax Day dedicati ai bimbi ieri e oggi, ogni sabato e domenica verranno organizzate delle giornate ad accesso libero proprio per la fascia d'età 5-11 anni. Covid Point presi d'assalto anche stamattina da migliaia di persone in coda per il tampone, una situazione non più gestibile, tanto che l'azienda sanitaria ha deciso di cambiare sistema e regolare l'accesso solo con prenotazione. Ci siamo resi conto che è bello l'accesso libero, ma se l'accesso libero è un flusso continuo, cosa che non è,
per cui già dalla prossima settimana stiamo pensando di organizzare tutto su una piattaforma e la gente si prenota il tampone. Se poi vedremo che qualcuno non trova posto nella prenotazione nei giorni, allora amplieremo l'orario dei tamponi anche fino ad arrivare alle ore 24. Il nuovo sistema dovrebbe essere operativo da mercoledì prossimo. L'altro grande problema che sta creando non pochi disagi ai cittadini è quello dei tempi di comunicazione dell'esito del tampone, problema accentuato negli ultimi giorni dall'altissimo numero di test, anche molecolari, che vengono effettuati. La soluzione potrebbe essere quella che l'Emilia-Romagna sperimenterà tra pochi giorni, quella cioè dell'autotesting riservato ai vaccinati, proposta che il Veneto, con il metodo ideato dal dottor Rigoli, aveva avanzato mesi fa. Siamo antesignani, siamo noi che abbiamo inventato questo e non l'Emilia-Romagna. Il problema è che quando fu proposto dalla Regione Veneto non fu accettato dal CTS nazionale. Potrebbe essere un'idea geniale perché eviterebbe tanti disagi ovviamente ai lavoratori, a chi deve fare le code, ai genitori, a tutti, e contemporaneamente darebbe a noi la possibilità di utilizzare il nostro personale per i centri vaccini. L'obiettivo è quello di aumentare la copertura vaccinale con le terze dosi. Sono 80.000 nella Marca le persone che devono ancora farla ed accelerare con la vaccinazione dei bambini. E dopo il successo dell'Open Day di questo fine settimana dedicato alla fascia 5-11 anni, l'esperimento verrà ripetuto ogni weekend. Ogni sabato e domenica cercheremo di fare dei Vax Day 5-11 anni proprio per raccogliere il maggior numero di adesioni da parte di minori e soprattutto ovviamente dei genitori. E domani la direzione dell'ULSS 2 incontrerà medici di famiglia trevigiani per illustrare loro il piano da 52 milioni di euro della Regione per coprire le aree carenti, quelle cioè in cui sono andati o andranno in pensione dei loro colleghi che non si riesce a sostituire. L'incontro servirà a capire quanti accetteranno di aumentare il massimale dei loro assistiti da 1.500 a 1.800 persone come proposto in via emergenziale sino a fine anno dalla Regione. Oltre alla copertura economica per i nuovi pazienti, la Regione stanzierà un contributo per permettere ai medici di affiancarsi un collaboratore amministrativo per gestire le pratiche appunto burocratiche dei nuovi assistiti. Le scuole, ora scuole in difficoltà, oltre alla positività tra gli studenti, i problemi sono anche per i docenti, tra insegnanti contagiati, in quarantena, sospesi e supplenti introvabili per diverse classi. Il ricorso alla DAD sarà inevitabile anche a prescindere dai contagi. L'ultimo dato è quello di venerdì sera, sono oltre 1.000 nella Marca le classi con alunni positivi, 250 delle quali in quarantena, e nelle scuole sono giornate molto complicate. A creare problemi, oltre alla didattica integrata in molte classi, con studenti quindi che seguono da casa le lezioni ed altri in presenza, c'è la penuria di insegnanti, tra contagiati, in quarantena o, non molti per la verità, sospesi perché non vaccinati. Al Max Planck di Lancenigo, uno dei poli scolastici più grandi della provincia, manca circa il 10% del personale docente. Stiamo esaurendo il budget delle cosiddette ore eccedenti, che è un budget che ci viene fornito all'inizio dell'anno per poter far fronte eventualmente ad assenze estemporanee. Ora però sono diventate sistematiche e, non trovando il supplente al quale fare il contratto, cerchiamo di prendere personale che ha già fatto magari il suo orario settimanale. E se la situazione dovesse ancora peggiorare, il ricorso alla DAD sarà inevitabile a prescindere dai contagi tra gli studenti. Per cercare di tutelare, di fare un servizio che sia il migliore possibile in questo momento, le dico che ci stiamo veramente arrabattando con molti strumenti. È chiaro che se aumenta questo numero di personale assente e esauriamo anche le possibilità di poter retribuire il personale che fa un numero di ore notevolmente superiore al suo orario, non saremo più in grado di garantire per alcune classi questa didattica in presenza. Quindi estrema ratio, molto probabilmente dovremo mettere delle classi diciamo in didattica a distanza completamente a prescindere dal Covid.
Furbetti del tampone, fa discutere l'ultimo escamotage appunto escogitato dai Novax per ottenere il Green Pass. Positivi al virus si fanno un secondo tampone presentando in farmacia la tessera sanitaria di un amico Novax per fargli poi ottenere il Green Pass da guarigione senza che in realtà si sia infettato. Dopo i Covid party e di Green Pass falsi sembra essere questo l'ultimo escamotage dei Novax per ottenere la certificazione verde rafforzata senza vaccinarsi o contrarre l'infezione. Un caso è stato segnalato nella Castellana, un altro nel Veneziano, una truffa resa possibile dalla semplificazione delle procedure per velocizzare l'esecuzione dei tamponi, visto che la persona che si sottopone al test deve presentare il tesserino sanitario e compilare un'autocertificazione. Il documento che io ho qui permette di autodichiarare con il numero del documento, l'ente che lo ha rilasciato e la data e il tipo di documento con la firma dell'utente e la data che la persona che si presenta, che fa il tampone, e ovviamente il codice fiscale che viene anche riportato qui nella prima parte del documento corrispondono alla stessa identica persona. Se ovviamente chi si presenta dichiara il falso, se ne assume anche la responsabilità. Casi gravi, soprattutto per le conseguenze sanitarie che questo comportamento potrebbe avere nella diffusione del virus, ma al momento limitati. Sinceramente noi vediamo principalmente persone corrette che vengono e tra l'altro molte volte ci dicono le serve anche il documento di identità, e a quel punto noi domandiamo di vederlo oppure anche no, visto che hanno firmato un'assunzione di responsabilità. Green Pass per i negozi sarà obbligatorio dal 1° febbraio in attesa di conoscere il dettaglio delle attività. Abbiamo sentito l'opinione dei trevigiani. Obbligo di Green Pass per entrare nei negozi e in un'ulteriore serie di luoghi aperti al pubblico. Atteso a breve il DPCM che elencherà nel dettaglio le attività comprese o escluse dal decreto del 7 gennaio che obbliga tra l'altro anche alla vaccinazione gli over 50. Di sicuro dal 1° febbraio il Green Pass base sarà necessario per entrare nei pubblici uffici, poste, banche, ma anche le attività commerciali, i negozi quindi, con l'esclusione di quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Una decisione che sembra accolta di buon grado dai trevigiani. Giusto? Perché? Perché è giusto che sia così. Potrebbero rendere obbligatoria la vaccinazione, così eliminano tutte queste situazioni di gente. Potrebbero fare così? Per me è un sistema anche forse un po' subdolo per fare l'obbligo vaccinale. Senza fare l'obbligo vaccinale, però nella sostanza l'obbligo c'è, perché se devo entrare dal caso in con il Green Pass è un obbligo. Nei negozi, sì, è giusto, è giusto. Perché? Perché adesso dobbiamo proteggerci e credere quello che dicono. Non trovo giusto, io ho fatto tutte e 3 le vaccinazioni, però non trovo giusto. Però non trovo giusto neanche che chi non ha il Green Pass almeno qualcosa dovrebbero dimostrare, visto che è una legge. Sono d'accordo. Bisogna che si vaccinino tutti, così siamo tutti più tranquilli. Ovviamente le cose vanno gestite, per i negozianti forse sarà un po' pesante da questo punto di vista qua, quindi la situazione non so se trovare dei compromessi sia utile e necessario. Sicuramente è una cosa che fa discutere, non tutti saranno d'accordo. E lei? Cosa ne pensa riguardo? Penso che per la sicurezza sarebbe meglio ci fosse il Green Pass obbligatorio, però ci sono sempre delle eccezioni, dobbiamo tenerne conto. A questo punto dovrebbero obbligare il vaccino per tutti. L'aggravarsi della situazione dei contagi in queste ultime settimane ha provocato inevitabilmente degli effetti sul settore turistico che si trova in grave difficoltà.
Abbassare i toni è fondamentale perché noi eravamo già ripartiti, ovviamente questa situazione ha messo in allerta di nuovo i turisti ma soprattutto gli operatori. Condivide così l'assessore Caner l'appello del ministro del turismo Massimo Garavaglia nel giorno delle decisioni sul nuovo protocollo anti-Covid. Garavaglia ha chiesto un miglioramento del clima, una riduzione dell'ansia, abbiamo bisogno di serenità e che si aprano nuovi corridoi per consentire ai tour operator delle agenzie di viaggi di poter lavorare. Un settore che vede più titubanti turisti stranieri, indecisi soprattutto sul fronte delle norme. Turisti stranieri che ovviamente vogliono venire nel nostro territorio ma anche a causa di regole differenti, penso al Green Pass per esempio, che da noi è stato ridotto a 6 mesi, mentre all'estero, in particolare in Polonia, continua ad avere una validità più ampia. Ovvio che questi turisti che vogliono venire nel nostro territorio si trovano in una situazione di difficoltà con regole diverse. Ecco perché quindi dall'assessore Veneto l'appello non è solo per abbassare i toni. L'auspicio mio e il richiamo a livello governativo e europeo è anche di avere delle normative che siano più condivise a livello europeo. La cronaca, liti e assembramenti in stazione delle Corriere a Treviso come quelli che si sono registrati nella serata di ieri in Lungosilla e Mattei saranno presto monitorati da vicino dalla polizia locale di Treviso. Il comune ha infatti deciso di installare una telecamera collegata con la centrale operativa dei vigili all'interno della stazione stessa, così da poter verificare in tempo reale quello che succede e intervenire, ma anche accertare a posteriori eventuali episodi segnalati dai frequentatori della stazione, in genere giovani e giovanissimi. I nuovi occhi elettronici saranno installati e messi in funzione entro la fine di gennaio. Ed ora a Roncade con la messa celebrata questa mattina dal Vescovo per l'inizio del tesseramento annuale delle ACLI, il cui ruolo durante la pandemia ha assunto un'importanza ancora maggiore nelle varie comunità. Un grazie alle ACLI per il servizio che fate, che siete, sia del patronato, sia della formazione, sia della partecipazione e della formazione di comunità attenta ai temi del lavoro, del creato, della giustizia. Ha concluso con queste parole il vescovo Monsignor Michele Tomasi la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale di Roncade nella giornata di avvio del nuovo anno associativo delle ACLI. Un impegno che prosegue da quasi 80 anni e di cui il vescovo, che ha ricevuto lui stesso la tessera dell'associazione, ha sottolineato l'importanza e l'estrema attualità in questo momento in cui l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica si legano indissolubilmente. Sono partito dal Vangelo di oggi, dalle nozze di Cana, il desiderio del Signore che abbiamo una gioia di una condivisione tra tutti. Non si può fare festa insieme se non si è nella giustizia, e questo vuol dire nel mondo del lavoro che tutti devono avere un lavoro dignitoso, tutti devono poter mantenere la famiglia, chi è alla ricerca del lavoro deve essere aiutato, chi è in situazioni di crisi non deve essere lasciato da solo. La pandemia non è che ha eliminato i bisogni chiudendo gli uffici, noi ci siamo comunque prodigati per cercare di essere sempre presenti, quindi credo molto bene, ma comunque questo è un merito sicuramente di tutte le ragazze e i ragazzi dei nostri servizi. L'accompagnamento a persone che alle volte si trovano smarrite perché vivono situazioni di cui non erano a conoscenza e di cui mai prima si sarebbero aspettate di dover affrontare. E poi è fondamentale anche perché viene mantenuto quel rapporto umano di vicinanza che dà il valore aggiunto ad ogni iniziativa. Ed è per questo quindi che le associazioni di volontariato, tutte, e in questo caso nello specifico le ACLI, vanno assolutamente supportate e aiutate. E cresce la curiosità in vista delle votazioni per l'elezione del capo dello Stato. L'ex parlamentare Simonetta Rubinato auspica l'elezione dell'attuale premier Draghi, in alternativa una donna. Sentiamo. La parola che mi sento di dire per tutti è responsabilità, più responsabilità, meno giochi di potere.
Parlamentare dal 2006 al 2018, prima come senatrice e poi come deputata, Simonetta Rubinato assiste al dibattito ancora nebuloso sull'elezione del Presidente della Repubblica dall'osservatorio privilegiato di chi ha frequentato le aule romane e ne conosce i meccanismi. C'è una situazione di un Parlamento molto slabbrato, una grande confusione ancora, non mi pare di vedere un regista. L'unica, candidatura che viene messa in campo è quella di Silvio Berlusconi, che tuttavia per una serie di motivi non credo arriverà alla fine. Una scelta sicuramente tra quelle auspicabili è quella di avere Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica, perché comunque il periodo di governo ancora che avrà da guidare sarebbe comunque breve e le contorsioni dei partiti si stanno già cominciando a vedere. Quindi un Mario Draghi al Colli potrebbe essere una garanzia poi per l'Italia in questa stagione complicata e difficile di ripresa e di gestione del PNR, perché ci darebbe una copertura internazionale. L'elezione al Colle dell'attuale Premier Draghi metterebbe dunque l'Italia sotto una luce positiva rispetto ai partner europei, dice Rubinato. In alternativa auspicherebbe, come molti altri, la prima presidentessa donna. A me piacerebbe tanto una figura femminile autorevole. Ci sono i nomi in questo momento della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ma c'è anche la seconda carica dello Stato, Elisabetta Casellati. Insomma, di donne ce ne sono. In ogni caso non è una questione semplicemente di genere, è una questione di autorevolezza e di capacità di far riconoscere anche gli italiani in questa figura che sta al Colle, perché in fondo deve essere prima di tutto il garante dell'unità nazionale del Paese. Ed ora in via Dandolo a Treviso per le battute finali del congresso provinciale dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, in cui si è parlato anche di parità di genere nell'acronimo dell'associazione. Date le partigiane. Modificare l'acronimo ANPI per includere non solo i partigiani ma anche le partigiane che fecero la resistenza. Al congresso provinciale dell'associazione che si è chiuso in mattinata a Treviso la questione di genere è stata posta con una mozione che è stata votata e rigettata, anche se sarà sottoposta, dice il presidente provinciale Giuliano Varnier, al nazionale per una sua valutazione. Complesso bussare al Ministero per rimettere mano allo statuto, dice lo stesso Varnier. Potresti trovare anche un governo, diciamo così, non propriamente amico che ti dice i partigiani sono tutti morti, voi non siete nessuno di tutto questo, non siete i rappresentanti. Quindi siccome lo statuto c'è, è riconosciuto e quindi c'è una questione formale. Nella sostanza invece siamo d'accordo. ANPI, che ha rinnovato i suoi organismi provinciali e ribadito il suo impegno non solo per l'antifascismo, ma soprattutto sono stati posti i problemi di attualità, il lavoro, i tanti precari, le questioni che riguardano i giovani e le donne che sono le più penalizzate nel lavoro e poi la grande questione ambientale e l'altra questione, la scuola, la necessità di essere presenti nelle scuole per portare il messaggio dell'ANPI attraverso il messaggio della Costituzione. L'ANPI segue con interesse le manovre in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica, ma qualsiasi preferenza viene espressa solo a titolo personale. A me piacerebbe una figura come Rosy Bindi, ma è una mia opinione personale. Altrimenti occorre trovare una persona di equilibrio che affermi i valori e i principi della Costituzione. Mi permetta, questo non può essere Silvio Berlusconi. Al di là dei nomi, il vicepresidente nazionale Ghezzi, presente a Treviso per il congresso, traccia i contorni che dovrebbe avere questa nuova figura. Che sia innanzitutto un antifascista serio e convinto, come sono stati i suoi predecessori, che sia un garante della Costituzione e che dia garanzia alle istituzioni italiane che l'Italia procede in modo corretto nell'affrontare i tanti problemi che ha di fronte. Ed ora ci spostiamo verso la montagna perché la prevista chiusura della galleria per il Comelico, che dovrebbe appunto avvenire in primavera, preoccupa oltre che i residenti anche i trevigiani che hanno la seconda casa in quella vallata.
Galleria del Comelico, proprietà di ANAS, che corre per 4 km lungo la statale 52 Carnica tra Auronzo e Santo Stefano di Cadore. A partire dalla primavera del 2022 sarà oggetto di una serie di interventi mirati ad aumentare gli standard di sicurezza. In previsione un investimento di oltre 65 milioni di euro per lavori di cui si sa l'inizio ma non si conosce una fine e che potranno creare disagi specialmente ai residenti che dovranno trovare strade alternative per raggiungere i luoghi di lavoro. I residenti che devono lavorare quantomeno devono fare la strada 2 volte al giorno, perché la mattina per andare e la sera per tornare, se non quelli che sono anche magari che hanno negozi, roba del genere, quindi devo farlo 4 volte perché nell'intervallo sì, è veramente un disagio, perché Passo Sant'Antonio è un passo pieno di curve, di tornanti. La galleria è molto comoda perché unisce una serie di paesi montani che altrimenti verrebbero imbottigliati se si chiudesse questo passaggio per lungo tempo. Voleva fare un appello direttamente al governatore Luca Zaia? Io volevo fare un appello al presidente Luca Zaia perché intanto che si rechi anche sul posto, anche per far vedere alla gente che si sta interessando che questo non è male, e dopo anche perché per dialogare con l'ANAS cosa si fa, perché guardi che là i paesi hanno fatto una stima, la Camera di Commercio Belluno Treviso hanno fatto una stima di non so quanti milioni di euro, cioè una roba grossa, perché l'economia viene a perdere tantissimo. Nuovo bando per prendere parte alle attività del servizio civile universale della Marca Trevigiana. Sarà aperto a 220 giovani fino al 26 gennaio del 2022. È stato aperto un nuovo bando per reclutare giovani dai 18 ai 28 anni che siano disponibili a spendere un anno della loro vita in un'attività che si chiama servizio civile. Opportunità per 220 giovani della Marca Trevigiana dai 18 ai 28 anni per svolgere attività innovative e rispondere ai bisogni delle comunità locali, strette ancora nella morsa dell'emergenza. Ai giovani verrà riconosciuto un compenso di 490 euro mensili e avranno un'occasione unica di crescita, formazione alla cittadinanza attiva e inserimento professionale. Possono essere attività che vanno dalla collaborazione alla progettualità nell'ambito delle associazioni, all'attività come fanno nei comuni in cui partecipano alle attività delle biblioteche, all'erogazione di servizi sociali nei comuni. L'esperienza del servizio civile universale aiuterà i ragazzi ad inserirsi nel mondo del lavoro, dando loro l'opportunità di conoscere delle realtà all'interno delle pubbliche amministrazioni e del mondo dell'associazionismo. Oltre ad arricchire il curriculum, l'esperienza darà la possibilità di maturare crediti formativi. E non è che uno perché fa servizio civile deve abbandonare lo studio universitario, può certamente coniugare le due cose e secondo me il servizio civile gli dà in qualche modo una carta in più da spendere proprio nella sua esperienza di studio o di lavoro successivo che andrà a fare. Sono stati 199 i giovani coinvolti nel servizio civile universale con il bando del 2020, i quali stanno ancora operando all'interno di 88 enti del territorio, di cui 72 pubblici e 16 privati e del terzo settore. Cioè uno che fa questa attività e ci si in qualche modo affeziona, sarà bene che poi nella vita normale continui a svolgere un'attività che abbia le stesse caratteristiche, anche se con modalità diverse. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci salutiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al Meteo. Alta pressione sempre presente. La tendenza meteorologica per l'inizio della settimana ci dice che sarà un lunedì 17 gennaio con poche novità rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio sul Veneto prevale il sole, vedete alternanza di nuvole e rasserenamenti ma senza precipitazioni. Sulla pianura qualche nebbia di notte, indissolvimento al mattino ma localmente potranno essere anche fitte e persistenti e in nuova formazione di sera. Temperature in lieve calo, minime tra -2 e 1 grado, massime invece tra i 5 e i 7 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente avremo nubi basse e foschie sulle aree pianeggianti, più sole ovunque a seguire. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, cielo sereno o poco nuvoloso, ma anche in questo caso senza piogge. Temperature minime intorno a -3-0 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.